Eder. Mech. Pallister. Qualche sbruffone sostiene che il cellulare di Sebastiano durante il giro con la GoPro rimbalza in tutto il Friuli Venezia Giulia. È una cosa plausibile? Sicuramente il segnale radioelettrico nella sua propagazione può essere riflesso, tipicamente dalle superfici d'acqua. Però la città di Trieste, che vista sulla mappa può sembrare piatta, non lo è. Ci sono dei rilievi orografici che fanno sì che il segnale venga un po' interrotto nella sua propagazione. Quindi, in poche parole, ci può essere questo famoso rimbalzo del segnale di Sebastiano oppure no? No, le posizioni che sono indicate qui fanno pensare effettivamente a un'incompatibilità tra la cella di via San Primo e la posizione in via Stocco o in Villa Bonò. È qualcosa che merita di essere approfondito, perché andando ad analizzare correttamente i tabulati di traffico in dettaglio e andando a verificare, cosa che si può fare ancora oggi, le coperture effettive di queste celle telefoniche, si può vedere se c'è un'altra spiegazione oppure se effettivamente c'è un'incompatibilità. Quindi in effetti fa bene. Direi che chiarire è la cosa migliore, visto che ci sono effettivamente tanti dubbi. Abbiamo Sebastiano che alle 8:30 sparisce nel nulla. Sparisce nel nulla nel senso che da quel momento, dalle 8:30, nessuna telecamera di Trieste lo riprenderà più. E alle 9 probabilmente salta il giro alla pescheria Rossoni perché, come abbiamo detto, i coltelli vengono trovati lì dalla ragazza che arriva molto presto. E noi sappiamo anche che Sebastiano, nell'orario antecedente all'arrivo della ragazza, si trova dall'altro lato di Trieste, anzi nella parte alta. Quindi sembra chiaro che non può essere passato quella mattina. Libera quella fascia oraria e si troverebbe nel magazzino, ma in realtà noi sappiamo anche che quella mattina il telefono nel magazzino non prenderà o sarà spento, sarà quasi l'unica volta nella storia. E inoltre sappiamo che i consumi elettrici non saranno compatibili con il lavoro che Sebastiano all'interno di quel luogo avrebbe dovuto svolgere. Come se ciò non bastasse, Sebastiano darà molte versioni discordanti della sua giornata, dopodiché tirerà fuori il video della GoPro il 14 gennaio. E anche questo video, come abbiamo visto, ha una serie di incongruenze che non finiscono mai. Oltretutto, alla stessa Silvia, nei giorni susseguenti, raccontando del suo 14, parla del giro in bici la mattina, ma non dirà mai di avere fatto le riprese con la GoPro. L'elemento GoPro esce fuori solo molti giorni dopo, come se gli fosse venuto in mente dopo. Con tutta questa serie di elementi, però, la procura non si schioda dall'ipotesi del suicidio e quando uno glieli prospetta, loro si mettono a ridere, dicono che gossip e trovano sempre un modo per dire che Sebastiano non può assolutamente centrare, quasi come se nello specifico il loro ruolo sia di difendere Sebastiano e non di indagare tutti i personaggi potenzialmente coinvolti in questa vicenda. Riguardo al bunker antiatomico di Sebastiano, facciamo notare che il telefono del Visintin rimane acceso ma non ha campo e, pertanto, non produce nessun tipo di traffico. Il telefono del Visintin rimane acceso, con la connessione dati disattivata, e non può, pertanto, produrre traffico dati ma solo telefonico. In quest'arco temporale però non ha alcuna chiamata né in entrata né in uscita, sempre in riferimento a tale buco di circa 3 ore sul tabulato telefonico dell'utenza in uso a Visintin Sebastiano. Questo ufficio richiedeva al fornitore di energia elettrica Acegas Apsamga di fornire i dati relativi al consumo effettivo di elettricità per il giorno 14 dicembre 2021 nello studio laboratorio di via Donadoni 36. Tale accertamento era finalizzato ad addivenire alla conferma che, nell'arco temporale indicato dal Visintin in cui aveva riferito di aver arrotato i coltelli appena acquisiti nelle pescherie, ci fosse un effettivo consumo energetico. La direzione aziendale sopra richiamata confermava che, per il giorno indicato, tra le ore 9:15 e le ore 12:15, vi era stato un effettivo consumo di energia elettrica mentre, prima delle ore 09:15 e dopo le ore 12:15, non vi è stato alcun consumo fino alle successive ore 15:15. A partire da quest'ultimo orario si aveva un nuovo consumo che si protraeva fino alle ore 15:45. Giova precisare che, i dati forniti dalla società Acegas Apsamga, sono indicati in tabella a blocchi di 15 minuti e, quindi, sono relativi ai consumi che avvengono nell'arco di un quarto d'ora. Ciò premesso, pertanto, si specifica che non è possibile risalire ad un orario preciso di inizio o di fine consumo di energia elettrica ma,
bensì solo all'arco temporale in cui c'è stato tale consumo. Sebastiano mi ha riferito che lui era ritornato a casa alle 10:30 per lasciare la bici, per prendere l'auto e recarsi in città in quanto aveva delle cose da fare per ritornare a casa verso le 2:30. In una sit qualche tempo fa abbiamo letto che Sebastiano a un certo punto posteggia l'auto e nella confusione si dimentica dove l'ha messa. Non ci siamo mai chiesti chi l'ha aiutato a ritrovare quest'auto quella mattina. Torniamo ancora una volta per un attimo al video della guida turistica più famosa del Friuli Venezia Giulia. Facciamo notare, su segnalazione di Sergio, che i pantaloni di Sebastiano potrebbero sembrare inzuppati di acqua. Il riferimento è in particolare alle porzioni che vanno dalle ginocchia in giù. Cinque cellulari, una GoPro e in Italia batterò. 6 campani li inquadrerò, l'orario io conquisterò. 5 cellulari, una GoPro e in Italia batterò. 6 campani li inquadrerò, l'orario io conquisterò. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.